Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero l'appuntamento dedicato interamente al calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D, anche se oggi ha riposato, sino al campionato di prima categoria. Risultati, classifiche e commenti insieme ai nostri ospiti che tra qualche istante andrò a presentare, perché subito devo salutare naturalmente la nostra prima penaltina. Oggi non è Federica Di Benedetto, perché oggi è lei che è a casa con la febbre e la sostituisce Giulia Bonaccorsi, che è ritornata ad una settimana di distanza dalla sua malattia. Sì, salutiamo Federica e saluto te Ettore e saluto tutti voi. Benissimo, e salutiamo anche in postazione come al solito Carmelo Puglisi, pronto a raccontarci il campionato di Serie D, ma soprattutto quello legato al campionato di eccellenza Girone A e Girone B. Ciao Carmelo. Ciao a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, e diamo subito modo di presentare i nostri ospiti di questa puntata di Penalty. Lo facciamo insieme ad un amico di Penalty, mister Turi Di Stefano, che salutiamo. Ciao Turi, ben trovato. Ciao, ben trovati voi, grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Profondo conoscitore del calcio, non soltanto quello importante, ma anche e soprattutto quello del calcio dilettantistico. E insieme a lui il capitano del Città di Catania, squadra che partecipa al campionato di prima categoria, e lo salutiamo, ovvero Nino Mirabito. Ciao Nino. Ciao Ettore, buona serata. Ben trovato anche a te. Allora, parliamo subito del campionato di interregionale. Abbiamo detto che oggi c'è stato il riposo dovuto, ritornerà chiaramente la prossima settimana, anzi facciamo vedere subito la schermata della classifica e poi subito dopo daremo anche il tabellino degli incontri che ci saranno domenica prossima. Domenica sarà la quinta giornata di ritorno, si giocherà appunto domenica 9 febbraio 2014. La classifica eccola qui, la voglio velocissimamente commentare 10 secondi con Carmelo. È ormai una lotta tra Savoia e Akragas, giusto? Sì, lotta fra Savoia e Akragas, chiaramente quello che è successo una settimana fa un po' ha inciso, la sconfitta dell'Akragas a Battipaglia ha consentito al Savoia di allungare un po', invece guardando la parte bassa della classifica è un po' si salvi chi può, sarà difficile salvare che Due Torri e Città di Messina evitino i play-out. Speriamo bene. Speriamo bene. Allora vediamo subito anche la schermata riguardante il prossimo turno. Vi ripeto, si giocherà domenica prossima e le partite in calendario di quella che sarà la quinta giornata saranno Savoia Agropoli, Licata Battipagliese, Akragas Cavese, Nuova Gioiese Comprensorio Montalto, Pomigliano Interreggio, Due Torri Noto, Torrecuso Orlandina, Rende Vibonese ed infine riposa il Città di Messina. In questo girone, come potete immaginare, c'è una squadra che adesso settimanalmente riposa, perché tutti sanno il Ragusa è stato escluso dal campionato dopo la quarta giornata. Una battuta velocissima la devo fare anche con Turi. Nel frattempo tra poco ci collegheremo con mister Pino Rigoli, allenatore dell'Akragas. Ho detto bene, questo Ragusa è escluso dal campionato e tanta amarezza. Ho menzionato questo perché io nell'86 ero a Ragusa, appunto. Gigi Bodi il primo, io facevo l'assistente o il vice, come si suol dire. Abbiamo fatto un grossissimo campionato. Ragusa è una grossa città e scompare chiaramente una delle compagini, diciamo, che ha una storia del Sarà calcio. Difficile ricominciare, penso. Ma Non penso che sarà tanto facile rispetto agli altri anni. Ma è chiaro, perché non è il calcio di una volta, indubbiamente. I problemi ci sono a livello finanziario, non ci sono più soldi. Oltretutto, vede, gli sponsor non investono più in queste categorie, forse già dalla B in poi, no forse, dalla B in poi, ma là è poi quella che esplode in tutti i sensi. Allora abbiamo adesso il collegamento annunciato qualche istante fa, il collegamento con Pino Rigoli, ovvero mister dell'Akragas, squadra che attualmente occupa la seconda posizione in classifica appunto in questo girone meridionale di Serie D. Mister, buonasera. Buonasera, io vi sento benissimo, non sento spento. Cercheremo di alzare un po' il volume in modo che così può sentire la nostra voce. Allora, mister Rigoli, una battuta d'arresto con la Battipagliese, ma io credo che ancora i giochi sono apertissimi, non so se anche lei è d'accordo. Sì, diciamo che per quanto ci riguarda sì, anche se noi all'inizio non c'erano velleità della vittoria del campionato. Pensavamo che c'erano 3-4 squadre prima di noi, dovevamo fare un campionato importante, penso che lo stiamo facendo con
diciamo, la tendenza della classifica lo dimostra. Abbiamo detto a Battipaglia una partita che stavamo conducendo, poi ci sono stati degli episodi che ci hanno un po' penalizzato, però guardiamo il futuro con molta fiducia, anche perché disponiamo di un ottimo gruppo. A 13 partite alla fine ancora tutto è in gioco, anche se il Savoia è stato costruito per vincere e si trova 6 punti avanti a noi. Mister, questa sosta serve soprattutto per preparare bene la prossima gara con la Cavese, ma anche per fare un'analisi delle ultime 2 partite. Fino allo scontro diretto con il Savoia sembravate veramente lanciatissimi, anzi forse sotto l'aspetto atletico sembrava che voi aveste qualcosina in più. A ritroso, analizzando le partite con Savoia e Battipaglia, potevate fare qualcosa di diverso? Come giudica appunto l'analisi a freddo, tanti giorni dopo? Ma guarda, per quanto riguarda, io non penso che siamo solo superiori da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista della qualità del gioco, per quello che riusciamo a proporre in campo. Penso che li abbiamo sovrastati in lungo e in largo, è mancato solo il gol, e secondo me abbiamo creato 3-4 palle gol netti dove l'arbitro non ci ha concesso un rigore nettissimo proprio da fare gridare allo scandalo. Quindi questo non vuole essere una scusa, però sicuramente la partita con Savoia, se c'è una squadra che doveva vincere, questa qua era l'Ajax. Per quanto riguarda il Battipaglia è stata una partita un po' particolare, un po' strana, dove nell'ultima settimana ci sono venuti a mancare tanti giocatori. In quella partita si è fatto poi male Chiamaro, quindi voglio dire, sono successe tante di quelle cose dove sicuramente per quello che abbiamo costruito non vedevamo la sconfitta. Dico, non voglio cercare altro, giustamente accettiamo il risultato del campo, però quello che è stato fatto lo rifarei tutto quello che è stato fatto. Mister, voi la settimana prossima, ha detto bene Carmelo, giocherete in casa con la Cavese, ma attenzione perché il Savoia, insomma, non avrà, penso, una partita molto facile, perché anche l'Agropoli ancora, insomma, cerca di guadagnare più punti possibili anche in vista di un buon piazzamento. Come vede la partita del Savoia la prossima settimana? Ma guarda, sicuramente il fattore campo può incidere sulla partita. L'Agropoli era una di quella squadra insieme alla Battipagliese che dovevano fare un campionato importante, erano le prime 3, secondo me Savoia, Battipagliese e Agropoli. Hanno cambiato qualche cosina, però è rimasta una buona squadra. Però ritengo che il fattore campo possa incidere a favore del Savoia. Un amico che è presente nei nostri studi vuole farti una bella domanda. Mister Turi Di Stefano. Turi, abbiamo Pino Rigo. Ciao Pino. Ciao Turi. Allora, che cosa possiamo consigliare a Mister Turi? Non ha bisogno di tanti consigli. Assolutamente, io dico solo a Pino una cosa, noi ci conosciamo da tanto tempo, siamo stati anche avversari sempre leali. Ma più forte che non mi sento. Dico, ci conosciamo da tanto. Da tantissimo tempo. Comunque tu sai che il calcio non è una scienza esatta. Loro hanno costruito una corazzata in un certo senso, ma da quello che ho seguito io all'andata a Torre Annunziata, ho visto la partita in TV e onestamente avete perso per degli episodi. 2 settimane fa, quello che ho letto sul giornale, addirittura li avete sovrastati e l'arbitro magari vi ha penalizzati. Forse domenica è stata una partita tutta particolare a Battipaglia, però come tu sai nel calcio può succedere di tutto, quindi non abbassate mai la guardia, me lo auguro di tutto cuore, ma non devo insegnare niente perché ne hai vinti già tanti campionati, ma per me già l'hai vinto tu il tuo campionato ad Agrigento. Assolutamente no, noi non molleremo fino alla fine, anche perché abbiamo una grande società, abbiamo una città dietro che ci sta seguendo. Tu sai, quella partita dove venire, che è l'ospite mio, lo so, purtroppo c'erano 8.000 persone allo stadio, quindi penso che abbiamo l'obbligo, che abbiamo 500 abbonati che dobbiamo rendere conto, quindi noi il progetto non mollare assolutamente quello che... Mister, a proposito, io volevo proprio domandarle, ad Agrigento c'è un entusiasmo che forse c'è in poche piazze anche nel sud Italia in questo momento. Come si convive con questa pressione così forte? Agrigento ha un desiderio matto di tornare nel calcio professionistico, specie in un momento epocale, perché dall'anno prossimo parte l'unica, la Vexi torna alla Serie C unica. Ma guarda, quando uno lavora, penso in un modo serio e professionale, penso che non avverti
non avverte le pressioni. Noi siamo amati, siamo stimati da tutta la città, non ci fanno pesare niente, dico, forse sono stati i risultati che abbiamo fatto in questi 2 anni, io, compreso il mio staff, che è composto da Alessandro Russo, Roberto Lacalfa, i direttori sportivi, il direttore generale, Roverani, e Ernesto Rossello. Voglio dire, abbiamo cercato di creare un nucleo con città che secondo me ci deve essere, quindi questa perplessione non la avvertiamo, però è una città che secondo me, come Messina, come Trapani, come Catania e come Palermo, merita categorie diverse da quelle che hanno fatto fino adesso, perché per 20 anni c'è stato il non calcio, c'è stato un calcio approssimativo fatto di fallimenti, fatto di cose un po' strane che nel calcio non esistono. Devo dire che con questa nuova società, che quest'anno per la cosa è riuscito a portare uno sponsor importante che è l'Enel, quindi ritengo che ci sono le basi ad Agrigento, fermo restando con Rigolo, senza di Rigoli, che si può fare bene, e dove sicuramente è una piazza che, ripeto, merita il calcio come le altre piazze che io ho nominato prima. Mister, l'ultima battuta la vuole fare il nostro mister Turi Di Stefano. Mister. E allora facciamo così, una promessa. Io verrò ad Agrigento e festeggiamo la promozione. Tu lo sai, Agrigento sei a casa tua, non c'è bisogno che... Lo so. Tu lo sai la stima che io non ho. Al più presto verrò, te lo prometto veramente, perché ci tengo di vedere la tua squadra giocare, e oltretutto Agrigento è una grossissima piazza. Una grossissima In bocca al lupo, Pino, a presto. Crepi il lupo, tu. Bene, allora salutiamo mister Pino Rigoli, a cui auguriamo un in bocca al lupo per il buon proseguo del campionato. Grazie mister, arrivederci. Bene, era dunque mister Pino Rigoli, allenatore dell'Akragas che partecipa al campionato interregionale. Adesso mettiamo da parte questo importante campionato quasi professionistico e ci addentriamo nel campionato di eccellenza. Lo facciamo subito, però prima dobbiamo fermarci perché abbiamo una pubblicità, no? Dobbiamo risettare tutto. Torniamo tra qualche minuto. Eccoci rientrati in studio, prossimamente a Penalty un appuntamento da non perdere, ma non vi vogliamo anticipare assolutamente niente adesso che è febbraio, molto presto comunque ne sentirete parlare. Campionato di eccellenza lo facciamo immediatamente, il quadro completo con i risultati e naturalmente la classifica e i commenti del girone A. A te la parola Giulia. Camarat Mazzara Calcio 1-0, Leonfortese Pro Favara rinviata, San Cataldese Raffadali 3-0, Folgore Selinunte Riviera Marmi Custonaci rinviata, Parmoval San Sebastiano 5-1, Rocca di Caprileone San Giovanni Gemini 1-0, Alcamo Serra di Falco rinviata, Atletico Campofranco Sport Club Marsala 1-0. La Leonfortese e l'Alcamo sono le due squadre che si sono fermate per impraticabilità di campo e il Camarat ne ha approfittato per ritornare, anche se credo momentaneamente, in testa in questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica. Camarat 41 punti, Leonfortese 40, Alcamo 38, Serra di Falco 36, Parmoval 35, Sport Club Marsala 1912 33 punti, Riviera Marmi Custonaci 32, Atletico Campofranco 32, Rocca di Caprileone 28, Pro Favara 27, San Giovanni Gemini 26 punti, San Cataldese 24, Mazzara 22, Raffadali 19, Folgore Selinunte 12, chiude la classifica San Sebastiano con 9 punti. Bene, a questo punto anche il tabellino riguardante il prossimo turno. La prossima settimana sarà la 7ª giornata di ritorno, domenica 9 febbraio 2014. Questi gli incontri: San Sebastiano Alcamo, Serra di Falco Atletico Campofranco, Pro Favara Camarat, Raffadali Leonfortese, Riviera Marmi Mazzara Calcio, San Giovanni Gemini Parmonval, Folgore Selinunte, Rocca di Caprileone ed infine Sport Club Marsala
San Cataldese. Allora Carmelo, l'impraticabilità del campo insomma, ha favorito il Camarat, però io credo che insomma, Alcamo e soprattutto Leon Fortese molto presto, non escluso, possono riconquistare la vetta. Ma diciamo che non ha favorito nessuno, perché questa è una giornata strana, diciamo interlocutoria, dove il meteo e la pioggia l'hanno fatta da protagoniste, perché sono state rinviate 3 partite, ma anche 3 partite molto importanti per il quadro della classifica, perché la Leonfortese di Mirto, dopo aver riconquistato il primato, oggi non lo ha potuto difendere contro il Pro Favara. È stato rinviato anche quella che era la partita di cartello che metteva di fronte Alcamo e Serra di Falco, ed è stata ferma ai box, sempre per problemi meteorologici, anche il Riviera Marmi Custonaci, che è forse la squadra che sta meglio, una delle squadre più in forma di questo campionato. Da segnalare c'è solamente la sconfitta del Marsala a Campofranco e il fatto, come dicevi tu, che il Camarat in questa giornata interlocutoria si riprende la vetta vincendo di misura, ma meritatamente, con il Mazzara, ma è un primato che lascia il tempo che trova. Senza il recupero delle partite possiamo dire ben poco. Certo. Mister Di Stefano, e poi voglio sentire anche Nino Mirabito. Il Serra di Falco indubbiamente nello scontro diretto può sperare, insomma, contro l'Alcamo di rientrare nel giro potenzialmente della squadra che può vincere questo girone A del campionato di eccellenza. Possiamo anche cortesemente far rivedere la classifica, così possiamo commentarla ancora più nel dettaglio insieme a Mister Di Stefano. Girone A del campionato di eccellenza. Beh, diciamo che il campionato ancora aperto. È aperto, indubbiamente. Tu vedi, la classifica è corta, 41-40, anche se la Leonfortese, che oltretutto è Branata, è un amico nostro, Mirto, deve recuperare una partita, l'Alcamo, quindi per cui i giochi ancora... Bisogna aspettare ancora qualche settimana. E poi il Camarat è un'ottima squadra, dove è ben allenata da Renato Maggio, sì. l'ex attaccante, oltretutto anche nome storico della Ciriale. Sì. Il fratello giocava con me a Mascalucia, che è regionale, quindi figurati. Ho capito. Quindi è un campionato ancora da attenzionare molto attentamente. Ci piace questo equilibrio in questo girone A del campionato di eccellenza, Nino Mirabito, anche perché credo che insomma, la qualità tecnica delle squadre è considerevole. Certo, ogni domenica tutti quanti beneficiamo comunque di partite ben giocate, ovviamente fino all'ultimo minuto, e questo consente di avere ogni settimana uno spettacolo anche abbastanza Vedi posizionata bene la Leonfortese? La Leonfortese, guarda, ha un occhio di simpatia da parte mia, perché è la dimostrazione di come negli anni è riuscita ad organizzare per bene una struttura che, partendo da una prima categoria, adesso va... Quando c'è l'organizzazione i successi arrivano. Non è un caso. Non è un caso, infatti. Bene, adesso approfondiamo un po' di più il campionato di eccellenza con il girone B, tra poco vi sveleremo anche perché. Per intanto diamo subito lettura dei risultati di questa sesta giornata, oggi domenica 2 febbraio 2014. A te la parola, Giulia. Modica, città di Rosolini, 0-0. Sporting Via Grande, città di Vittoria, 0-0. Taormina, Acireale FC, 2-2. San Gregorio, Gimnica Scordia, 1-2. Catania San Pio X, Mazzarrà, 2-1. Tiger, Mister Bianco, 1-0. Acireale 1946, Rometta, 2-0. Igea Virtus Sport Club Siracusa 0-2. La Tiger, vincendo, guadagna ancora qualche punto di distacco nei confronti del Football Club Acireale, ma la classifica è ancora assolutamente corta e credo che ancora riserverà parecchie sorprese. Guardiamo la classifica al completo. Tiger 48 punti, Football Club Acireale 44, Igea Virtus Barcellona 37, Catania San Pio X 36, Sport Club Siracusa 36 punti, Taormina 35, Modica 33, Mister Bianco 31, Gimnica Scordia 31 punti, Città di Vittoria 27, Sporting Via Grande 26, Acireale Città di Rosolini 18 punti, San Gregorio 17, Rometta 16, chiude la classifica Mazzarrà
con 9 punti. Sottolineiamo che la Ciriale, il Modica e il Vittoria hanno anche un punto di penalizzazione. Lettura anche in questo caso del prossimo tabellino, della prossima giornata, sarà la 7ª di ritorno, domenica 9 febbraio 2014. Questi gli incontri: Sport Club Siracusa Ciriale 1946, Rometta Catania San Pio X, FC Ciriale Città di Rosolini, Mister Bianco Igea Virtus, Ginca Scordia Modica, Mazzarrà San Gregorio, Taormina Sporting Via Grande ed infine Città di Vittoria Tiger Brolo. Allora, tra poco approfondiremo anche un fatto che è successo a Brolo, che riguarda soprattutto un nome storico importante del calcio italiano e siciliano, ovvero mister Gigi Chiavaro, ma per adesso diamo il quadro tecnico, lo facciamo insieme al nostro Carmelo Puglisi. È stata una giornata sicuramente a favore della Tiger Brolo, che riprende la sua mini fuga. Abbiamo vinto col Mister Bianco, ha vinto col Mister Bianco, ne parleremo dopo, ma soprattutto il Football Club Ciriale non è andato oltre il 2-2 a Taormina. Una partita molto bella, molto spettacolare, doppietta di Casella per la formazione di De Cento, doppietta di Daniele Costa invece per quella di Salvoricca. Nella parte bassa della classifica bisogna sottolineare la continua rimonta della Ciriale, che oggi non ha faticato più di tanto per battere il Rometta, tra l'altro in una vigilia strana. Il Rometta venerdì pomeriggio aveva annunciato il ritiro dal campionato, nel giro di un'ora è arrivato il dietrofront, i tirrenici oggi si sono presentati al Tupparello, hanno giocato anche la loro partita con grandissima dignità, ma sono in un momento di estrema difficoltà. Va sottolineata anche la vittoria del Siracusa a Barcellona con l'Igea Virtus, e soffre invece la San Pio X per avere ragione di un modesto Mazzarrà sempre più fanalino di coda. Bene, abbiamo detto che dobbiamo parlare di qualcosa che forse esula dal calcio giocato in campo, ovvero di qualcosa che è successo a Brolo sabato nell'incontro tra la Tiger Brolo e il Mister Bianco. Ce lo racconta nei particolari, perché insomma le cronache non hanno spiegato secondo me in maniera dettagliata cosa è successo effettivamente sabato nel campo di Brolo, e abbiamo a tal proposito il collegamento con mister Gigi Chiavaro, allenatore appunto del Mister Bianco. Buonasera mister. Buonasera. Allora, intanto grazie per aver accettato insomma la possibilità di raccontarci. È caduta la linea nel frattempo. Vabbè, tra qualche istante vedremo di ricollegarci. Nel frattempo parlo subito con Turi, perché le cronache dicono che è successo un po' di confusione a Brolo, e Gigi Chiavaro, insomma nome che non sto qui a presentare perché tutti conoscono, insomma ha subito probabilmente qualcosa che non è molto lecita. Vede, io Brolo la conosco perché negli anni del Mascalucia, diciamo del 78, 79 agli anni 80, una piazza lì poco ma poco, diciamo così, edificante, perché succedono spesso queste cose lì. Non so quello che è successo con Adesso Gigi, ce lo facciamo raccontare, perché dare. abbiamo ripristinato il collegamento con mister Gigi Chiavaro. Sì, Mister, allora intanto le dicevo grazie per aver accettato la possibilità di raccontarci. Grazie a voi. Cosa è successo? Se devo essere sincero, noi volevamo fare anche un collegamento con il presidente della Tiger, ma è praticamente irraggiungibile, per cui per adesso... La vergogna delle persone, delle società, non ha paragoni. Allora, facciamo una cosa, mister, ci racconti effettivamente cosa è successo sabato, poi dopo chiaramente tutti potranno capire e valutare bene quello che effettivamente è accaduto. Stavamo iniziando gli sodretti nel primo tempo, tutta ad un tratto hanno aperto la porta dove c'erano più di 10 persone, dirigenti, magazzinieri, e hanno iniziato a inveire contro di noi, anche se loro vincevano, perché forse avevano paura, non lo so. Io, con la sincerità mia, sempre mia, stavo spingendo i miei ragazzi dentro lo spogliatoio per non far litigare con nessuno. Arriva un signore, mi prende per il giubbotto, mi dà un pugno, non lo so se poi è stato un pugno, in viso, con fuoriuscita di sangue, io neanche me ne ero accorto. E da lì è successo un parapiglia, perché d'altronde con la fortuna che ho, che gioca mio figlio con me, è diventato un pazzo, perché ma anche gli altri ragazzi, tutti... Tu pensi che non volevamo i ragazzi, hanno detto non entriamo più in campo perché è una vergogna. In poche parole,
È stato un vero e proprio attacco quasi senza motivo, perché insomma mi stai dicendo che vincevano addirittura. Sì, per cui, dicevano insomma... 1-0, avevano fatto gol, forse, perché il problema è che avevano paura di noi, perché non lo so, forse il visto bianco fa paura, anche se abbiamo pochi punti confronto a loro, però tutto quest'asti, queste cose non lo so, perché quando una persona ti viene, io voglio spingere i miei ragazzi per non fare litigare, per non fare discussione con gli altri, pensiamo alla partita, uno mi viene di dietro, mi prende davanti, col giubbotto, poi mi dà un pugno in faccia, che mi è uscito il sangue, anche l'altro ha visto tutto e sicuramente scriverà tutto in referto, perché me l'ha detto. Ma il risultato è stato omologato? Sa se il risultato, dicevo, sa se il risultato è stato omologato almeno dall'arbitro o ha continuato pro forma? Sicuramente sì, perché l'arbitro e i guardarini poi penso che hanno fatto entrare nel suo spogliatoio a farmi sedere, a farmi prendere un po' d'acqua, al 118 mi medicava la ferita. Incredibile. I carabinieri sono arrivati, volevano che io querelavo questa persona. Sono stato sempre nel mondo del calcio, querelare una persona per cazzate, perché per un pazzo che uno fa queste cose qua, anche se meriterebbe di essere querelato. Però, e infatti, conosciamo la tua signorilità. Mister, lei prima ha detto una cosa, adesso parliamo più di calcio, perché insomma archiviamo questa tristissima pagina. Sì, è meglio, perché sono cose brutte che non stanno nel cielo intero. Mister, lei prima ha detto una cosa abbastanza riconosciuta anche nell'ambiente calcistico dilettantistico. Hanno paura di noi. In effetti, nell'ambito di questo girone B di eccellenza, il Mister Bianco viene riconosciuta come di una delle squadre che ha forse più qualità nel proprio organico. Però vi manca qualche punto. E voi a dicembre, d'altro, vi siete anche rinforzati con l'arrivo di Genova in attacco. Sì. È quello che ci mancava. Noi giochiamo bene, perché anche ieri, il secondo tempo, li abbiamo chiusi nella loro metà campo. Tu pensa, traverse, palle, non abbiamo sbagliato dei gol a tutto col portiere, non siamo riusciti a pareggiare, però io sono per vedere che come gioco, come ragazzi, come qualità dei ragazzi, forse siamo superiori a qualcun altro che ci precede in classifica. Mister, settimana prossima l'incontro però con l'Igea Virtus, insomma anche per cercare un po' di sdrammatizzare, anche se non si dovrebbe sdrammatizzare l'accaduto, però servirà anche un po' per ricaricare le batterie all'interno del gruppo, penso, no? Ma questo sicuramente, perché noi adesso le ultime partite che ci rimangono, mi sembra sono 9 partite alla fine, noi non abbiamo più quasi scontri diretti, tranne questo con l'Igea e poi in casa con la San Pio. Però ce l'abbiamo in casa, poi abbiamo tutte le squadre che ci sono sotto di noi, perciò cerchiamo di fare il meglio possibile, perché i ragazzi vogliono veramente, arrivando a questo punto qua, cercheremo, se ce la facciamo, di arrivare ai playoff. Mister, abbiamo qui Turi Di Stefano che deve farti una domanda, mi raccomando. Io ho tempo a salutare Gigi, perché ci conosciamo da tanto tempo, persona seria, umile. Cose incredibili, quelle che ha detto Gigi sono cose incredibili. No, perché vede Gigi... Quando io allenavo in Mascalocia a Brolo, queste cose purtroppo succedevano lo stesso ai tempi di Pippetto Figueres. Quindi... Ma potevano succedere 20 anni fa, 30 anni fa. Ma io pensavo che tanta gente era matura, ormai tutte queste cose finissero, però tu sei una persona... Ma dipende dove vai tu, perché in certi campi ancora succedono queste cose, non ti crede. Sì, indubbiamente. Devi vedere dove vai, se hanno la cultura calcistica, se hanno fatto categoria o se hanno fatto sempre la prima o la seconda categoria. Si trovano là perché si trovano là. Ma comunque, se sono delle persone serie, questo signore, che esso sia, lo dovrebbero escludere lì dalla società, indubbiamente. Tu ieri è il magazziniere. Ieri è il magazziniere, addirittura. Quindi già si conosce bene allora il nome e il volto di questa persona. Esatto. Ma il volto me lo ricordo, il nome non lo so. Vabbè, per dire, è un tesserato della società. Anche i carabinieri mi dicevano, ce lo descrivo, io non lo descrivo, so che è il magazziniere, perché lo vedevo prima della partita là che camminava, faceva. Tra l'altro Gigi, perdonami, io volevo anche sentire, con tutto il rispetto per tutti, anche l'altra campana, però il presidente della Tagher è stato irraggiungibile tutta la giornata di oggi. Se comunque il presidente vorrà... ti posso dire una cosa, anche gli altri dirigenti, tutti, anche i ragazzi della Tagher, mi venivano tutti a chiedere scuse, si scusavano tutti. Immagino. Esatto. No, dicevo, se eventualmente il presidente volesse intervenire in nostra trasmissione per scusarsi, noi siamo ben accetti, anche la prossima settimana, perché comunque insomma scusarsi fa sempre bene, soprattutto nei confronti di una persona come quella tua, che insomma è sicuramente di grande qualità e di sportività nel mondo calcistico siciliano, italiano in genere. Sì, ma guarda, io ti posso dire solamente che l'arbitro ha visto tutto, poi se scriverà sicuramente tutto quello che ha visto, la fuoriuscita di sangue, l'aggressione che ho subito, questo lo scriverà, poi sarà il giudice sportivo
a dire qualcosa. A valutare perché bene. io per carattere mio, per me è finita, basta. No, Rimane il rammarico, l'amarezza, che Certo. dopo 40 anni devo subire ancora queste cose qua. Infatti, non penso proprio che sia il caso. Noi ti No. auguriamo... Mister, un'ultima Sì. domanda. Veloce. Lei quest'anno si è trovato a fare l'allenatore per caso dopo l'esonero di Per Settimana? caso, bravo. Lei l'anno prossimo ha intenzione di continuare o tornerà dietro la scrivania? Ma io penso di no, perché ormai con l'età e poi quando uno subisce queste cose qua viene voglia di mollare tutto e starsene a casa con i figli, con la moglie, con tutti, perché l'amarezza è tanta, credetemi. Io avevo deciso di non allenare più perché, sai, a ricordo delle certa Sei stato coinvolto poi alla fine. Dicevo, sei stato coinvolto. Perché come società non è che potevamo andare a spendere veramente altri soldi per gli allenatori. Poi i ragazzi stessi, il presidente, l'unico che spendiamo, tu conosci la squadra, l'allenatore, basta. Vabbè. Ok, allora non noi lo dobbiamo fare completamente perché Immagino. ormai Allora non c'è più. ti auguriamo chiaramente, non dico la pronta guarigione perché da quello che stiamo sentendo... No, non c'è niente, non c'è niente, perfetto. solo un po' di gonfiore. Allora ti auguriamo il buon lavoro e naturalmente buona fortuna per il Mister Bianco Grazie a voi, 2013-2014. grazie Grazie a tutti. a Ciao, Gigi Gigi. Chiavaro. Ciao Ture, ciao. Bene, grazie. abbiamo chiuso a questo punto anche la parentesi dedicata al campionato di eccellenza e chiudiamo anche a questo punto con i tuoi saluti, Carmelo. Buona settimana a te, Ettore, e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. A domenica prossima. Perfetto, noi ci fermiamo, abbiamo lo spazio dedicato alla pubblicità, tra poco rientreremo in studio, ci sarà con noi Ciccio Rametta, ma soprattutto parleremo del campionato di promozione. Restate con noi. Dopo il campionato di eccellenza adesso è la volta di vivere l'atmosfera che crea soprattutto l'ambiente del campionato di promozione che è seguitissimo all'interno della nostra trasmissione Penalty. Subito impostazione tecnica Ciccio Rametta. Ciao Ciccio. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri amici. Ben trovato. Io però volevo, prima di iniziare a parlare del campionato di promozione, scambiare una brevissima battuta con Nino Mirabito sul fattaccio che è successo a Mister Chiavaro. Tu che ne pensi? Guarda, conoscendo abbastanza bene i figli del mister e comunque anche il mister indirettamente, non conosco la versione dei fatti, ma faccio fede alle sue parole perché so che persona è. È giusto. E i suoi è figli, giusto. infatti, trasmettono lo stesso. quindi. È vero, me l'immagino. Va bene, allora ritorniamo a parlare di calcio giocato, lo facciamo subito con i risultati e poi la classifica, nonché il commento tecnico del girone A del campionato di promozione. Favignana Cus Palermo, rinviata. Dattilo Castellammare, 1-0. Delfini Vergine Maria, Cefalù, rinviata. Real Calcio Città di Carini, 5-0. Strasatti Fulgatore, 1-1. Monreale Ligny Trapani, 0-1. Salemi Montemaggiore, rinviata. Per quanto riguarda la classifica, diamo subito uno sguardo, sottolineando che il Paceco ha riposato, ma il Salemi non ha potuto approfittare della giornata di riposo del Paceco perché la partita con il Montemaggiore è stata rinviata perché nella zona del Palermitano e del Trapanese sia ieri che nella giornata di oggi è successo veramente di tutto, ha piovuto per l'intera giornata. Guardiamo comunque la classifica. Paceco 39 punti. Salemi 38, Dattilo 38, Cefalù 35, Ligny Trapani 34, Monreale 32, Castellammare Calcio 94, 27 punti, Montemaggiore 26, Favignana 23, Real Calcio 23, Cus Palermo 22, Fulgatore 21, Delfini Vergine Maria 18 punti, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 9 punti. Allora sottolineiamo che questa domenica è stata un po' particolare, Paceco che ha riposato, il Salemi non ha giocato, forse l'unico che ne ha approfittato è il Dattilo che vincendo si è portato a 38 punti. Commento tecnico di Ciccio Rametta. Sì, sicuramente Ettore, il Dattilo è probabilmente la squadra protagonista di giornata, una vittoria comunque di misura contro un coriaceo Montemaggiore.
Sicuramente non bastavano le squadre che si sono ritirate, si è messo anche in maltempo a complicarci un po' il lavoro e la passione per questo campionato, quindi dobbiamo stare attenti un po' in settimana se ci saranno dei recuperi e guardare sempre la classifica con i vari asterischi, eccetera. Certo, volendo fare una breve analisi, allora delle prime 5 hanno giocato Dattilo e Ligni Trapani. Quest'ultimo è andato a fare una vittoria importantissima in ottica playoff a Monreale e distaccando l'avversaria, anche se il Monreale deve ancora, ha già osservato il turno di riposo a differenza del Trapani. E sottolineiamo la rotonda importante vittoria per 5-0 del Real Calcio e in coda il pareggio del fanalino di coda Strasatti che secondo me avrà, chiaramente non sappiamo come è andata la partita, però affrontando il Fulgatore magari era l'occasione giusta per lasciare l'ultimo posto e l'ha fallita, anche se in parte. Non c'è riuscita. Battuta veloce con i nostri ospiti. Allora, in questo girone abbiamo il Paceco, il Salemi, il Cefalù, il Castellammare, il Monreale. Insomma, non è un girone talmente facile e quindi credo che sino all'ultimo ci sarà da battagliare. Diciamo che c'è anche una società blasonata, il Ligni Trapani, che è ritornato. Ricordiamo gli anni Infatti. precedenti. Ma è un campionato attraente, molto importante perché sono 5 squadre che lottano appunto per la promozione. Oltretutto Ciccio ha fatto una disamina tecnica perfetta, quindi ho poco da dire, già sufficiente. Nino, invece sottolineiamo il fatto che insomma il Paceco probabilmente dagli addetti ai lavori è candidato a vincere questo girone perché sta un po' subendo anche questa ondata di positività del Trapani, no? Indirettamente. Che è abbastanza importante comunque. Aiuta, no? La positività aiuta sempre. La cosa comunque che consente di avere più gratificazione è vincere un campionato dove le concorrenti fino all'ultima giornata ti fanno filo da torcere. Fa più piacere poi. È normale, vince un campionato più competitivo, Chiaro. fa più piacere a tutti. Fa più piacere. Adesso subito il girone B, parliamo sempre chiaramente del campionato di promozione, sesta giornata di ritorno, i risultati insieme a Giulia. Atletico Villafranca, Castelbuonese 0-2, Ghibellina Ciappazzi 1-0, Castelbuono Mamertina rinviata, Randazzo Pistunina 2-0, Città di Milazzo Riviera Messina Nord 5-0, Sinagra Sporting Taormina 1-2, Sant'Agiolese Torregrotta 0-0. Allora, Sporting Taormina che vince, la Castelbuonese che vince, ci sono parecchie squadre che hanno una partita in meno perché sono state rinviate, insomma la classifica è un po' contorta, la guardiamo insieme e poi la commentiamo con Ciccio Rametta. Sporting Taormina 45 punti, Castelbuonese 45, Città di Milazzo 43, Sant'Agiolese 36, Pistunina 33, Ciappazzi 27, Mamertina 27 punti, Sinagra 26, Randazzo 26, Fiumefreddese 20, Torregrotta 20, Castelbuono 18 punti, Riviera Messina Nord 14, Ghibellina 10, chiude la classifica Atletico Villafranca con 7 punti. Allora, Castelbuonese e Città di Milazzo hanno una partita in meno, questo vuol dire che la classifica che vediamo è suscettibile di variazioni. Ciccio? Sì, anche se devo dire che il girone B è magari più facile da analizzare rispetto al girone A, in quanto perlomeno le prime 5 hanno giocato tutte. Vittoria esterna per le due capoliste, sofferte entrambe, di misura quella dello Sporting Taormina, per 2-0 quella della Castelbuonese. Ne ha approfittato, diciamo, è rimasto in scia il Milazzo che ha vinto benissimo in casa per 5-0, quindi diciamo che possiamo ritagliare la lotta primato a queste tre squadre. La Sant'Angiolese magari poteva ancora restare in scia ma non è riuscita a vincere in casa facendo solo 0-0, per cui a questo punto credo che proverà a mantenere la posizione playoff che anche è alla portata, largamente alla portata del Pistunina, seppur sconfitto oggi 2-0 dal Randazzo, ha un buon margine di vantaggio sulle altre anche se alcune hanno partite in meno. Ti segnalo infine che si è sciolto il duo che andava a braccetto da un paio di settimane in fondo alla classifica, in quanto il Ghibellina ha vinto in casa e ha lasciato solo all'ultimo posto l'Atletico Villafranca. Allora, il commento adesso veloce anche con Turi, perché il Città di Milazzo, che conosciamo perché il suo blasone
è famosissimo, e lì insomma Sporting Taormina deve stare molto attento, non tanto sulla Castelbuonese ma credo sul Città di Milazzo. Beh, oltretutto credo ci saranno anche confronti diretti. Certo. Quindi poi ci sono anche le squadre che bassa classifica che debbono fare punti, quindi ci possono essere anche delle sorprese. Comunque se la giocheranno ovviamente tutte e tre. Quindi vedi comunque una lotta sino all'ultimo, non quel gradino in sopra. Ma io penso che Città di Milazzo qualcosa forse in più ce l'ha le altre squadre, anche come blasone, anche come pubblico, come atteggiamento a mio avviso. Certo. Dispiace vedere l'Atletico Villafranca nelle zone basse, perché insomma il Villafranca da sempre in queste categorie non soffriva. Come vedi questa situazione, Nino? Sì, sinceramente una piazza come Villafranca obiettivamente non siamo abituati a vederla nelle zone così basse della classifica, ma se mi consenti anche un piccolo dispiacere nel vedere la Fiume Freddese in quelle zone della classifica. Almeno personalmente un po' certo, mi duole il cuore. Giocavi a Fiumefreddo, quindi sorprende, però credo che insomma la Fiumefreddese anche dal punto di vista tecnico non dovrebbe soffrire. No, non tanto per soffrire, almeno spero non guardando per la classifica siamo lì, voglio dire, non... però la lotta ai play-out, essendo ovviamente ampliata fino alla quinta, in questo momento squadra, è dentro la zona per play-out e soffre un po'. Proseguiamo, adesso è il momento di parlare del girone G, molto importante perché ci sono molte squadre del catanese e non solo. Guardiamo i risultati di questa sesta giornata di ritorno. Comprensorio Normanno, Rari Nantes 3-0, Real Aci, Agira Nissoria 2-1, Sport Club Palazzolo, Atletico Catania 0-1, Troina Giarre rinviata, Sporting Priolo, Real Avola 0-2, Atletico Pedara, Sicula Leonzio sospeso, Pachino Sporting Battiati 0-0. Ecco, sottolineiamo che il Giarre e la Sicula Leonzio non hanno giocato perché le partite non si sono disputate, anche se la partita della Sicula Leonzio è stata sospesa. Ne ha approfittato il comprensorio normanno per recuperare 3 punti a entrambe le squadre che sono nella zona alta della classifica. Classifica che adesso guardiamo insieme a Giulia. Giarre Calcio 45 punti, Sicula Leonzio 40, Comprensorio Normanno 38, Sporting Battiati 35, Real Aci 31 punti, Atletico Catania 31, Sport Club Palazzolo 30, Sporting Priolo 29, Pachino 27 punti, Aci San Filippo 24, Atletico Pedara 19, Troina 15 punti, Rari Nantes 11, Agira Nissoria 11 e ancora Real Avola con 11 punti. Allora Giarre fermo a Troina, ma fermo anche la Sicula Leonzio, quindi ancora tutto da decidere soprattutto nella zona alta. Ciccio. Sì, Ettore, diciamo che quello che è successo quest'oggi nel girone C è molto simile al girone A, nel senso che la squadra prima in classifica sapeva già da 2 giorni che non avrebbe giocato. Non riposava il Giarre, ma comunque si sapeva che a causa delle avverse condizioni climatiche, e ho saputo che ci sono stati diversi danni proprio nelle zone del campo sportivo, non si sarebbe giocato a Troina. Invece la Sicula Leonzio, per le informazioni che abbiamo, era sul pareggio al 70° minuto circa, e la partita è stata sospesa. Chissà che non gli sia convenuto, insomma, magari il campo era duro, quindi si recupererà in un momento col campo in condizioni migliori, che magari può favorire la tecnica della seconda in classifica. Stiamo aspettando ormai questo scontro diretto che dirà la verità su questo girone, e al quale abbiamo annunciato anche la nostra presenza, per cui vediamo di capire un po' se le partite verranno recuperate prima dello scontro diretto oppure no. Analizzando le altre, parliamo del comprensorio normanno, Paternò, che ha vinto 3-0 in casa con le reti degli attaccanti Bracciolano e doppietta del mio compaesano Andrea Di Mauro. Credo di esprimere il pensiero di tutta la nostra redazione nel rivolgere un pensiero alla società del comprensorio normanno e al grave lutto che l'ha colpita in settimana. Per cui non ce ne voglia la Rari Nantes, ma fa piacere che oggi abbiano potuto dedicare questa vittoria per i fatti che abbiamo tutti letto purtroppo di cronaca. Volendo tornare al calcio, le altre squadre in ottica playoff, c'erano delle partite molto interessanti, e devo dire che l'Atletico Catania, vincendo 1-0 a Palazzolo, ha fatto una performance molto importante. E poi invece lo Sporting Priolo è caduto in casa, molti penseranno a sorpresa, io
continuo ad avere, diciamo, giovamento dalle prestazioni dell'Avola, che ho detto che era in forte ripresa, e anche oggi è andato a fare questa impresa. Anche perché si sa insomma, che nell'ambiente l'Avola sia un po' riorganizzato. Assolutamente sì. Ora in serie positiva da 3 partite, 2 vittorie e un pareggio, e oggi non è più ultima, ha affiancato Rari Nantes e Agila Lissoria. Per cui, per chiudere, ti segnalo anche il pareggio di 0-0 per Pachino Sporting Battiato. Sarà uno scontro importante quello tra Giarre e Sicula Leonzio, come lo vedi? Giarre Leonzio. Beh certo, insomma. Delle giocare in promozione senza togliere. Queste erano squadre che si incontravano anche a livello di Serie C, quindi voglio dire. Sfiorato il Giarre Serie B indubbiamente. Comunque chiaramente la lotta è fra tutte e due, fra Giarre e Leonzio. Chi vedi avvantaggiato? Io onestamente non li ho visti giocare Non li hai nessuno dei visti due, giocare. mi riprometto, infatti gliel'ho detto sia al presidente De Martino che a De Risi di vedere qualche volta queste due squadre. Allora venga con noi allo scontro diretto, così Venga con le noi. guardiamo Quando è? insieme. Penso da 2 settimane. Tra 2 o 3 settimane. Dove, Giarre o Allentini? Allentini. Verrò con piacere, Sarà Allentini, una- ci mettiamo d'accordo. sarà una partita ci sono ottimi amici, intensa, oltretutto ci sono stato anche io a Allentini, quindi nella Leonzio i tempi. Ma io direi che la Normanno però, con tutte le vicissitudini, ci sono stati reclami eccetera eccetera che abbiamo letto, diciamo che alla finestra sperando Di un passo qualche falso. però chiaramente Il distacco è notevole, è però, notevole, che abbiamo avvantaggiata. Il calcio, ripeto sempre, è una scienza esatta, quindi può succedere di tutto. Di tutto. Può succedere anche che lo Sporting Battiate di mister Luca Di Gregorio può E che cercare ragazzo di entrare in questa lotta. Nino, tu come la vedi? Guarda, io conosco abbastanza bene le squadre di questo girone. Devo dirti che lo Sporting Battiati sicuramente potrà inserirsi per una lotta per i playoff, ma obiettivamente per la vittoria finale del torneo vedo molto, ma molto favorite Giarre e Leonzio, anche perché obiettivamente è frutto delle competenze È vero. calcistiche dei loro mister, che Certo. sono abbastanza preparati. Mi spendo Turi? una parola per Luca, è stato Certo, il mio giocatore, Luca Di ci Gregorio, mancherebbe, amico di penalty. e oltretutto ha giocato con me, l'ho fatto esordire io a 16 anni, quindi per cui poi ho avuto la sua carriera. Un ottimo rapporto con Luca, gli faccio un bocca al Avrebbe lupo. potuto fare sempre molto, Molto, di ma più. molto di più quando era a Napoli. Questo lo sanno Quindi tutti lo sappiamo nell'ambiente. tutti, però un mancino di quelli, che ce ne Meraviglioso, sono pochi anche meraviglioso. oggi. Un in bocca al lupo, perché Luca è stato un mio allievo, mi auguro che oltretutto sta facendo un campionato strepitoso, strepitoso, indubbiamente, strepitoso. è il primo anno se non sbaglio come Non allenatore, credo, quindi, io credo che sarà difficile trattenerlo in promozione il prossimo anno. ma io gli auguro di uscire, perché è un ragazzo molto ma molto preparato e oltretutto un professionista. È vero, è vero, è vero. Ok, adesso chiudiamo il campionato di promozione, lo facciamo subito con i risultati e la classifica, nonché il commento di Ciccio Lametta su questo girone D appunto del campionato di promozione. Comiso Aquila San Michelese 5-0, Jobbing Santa Croce Aragona 1-1, Atletico Gela Canicattì 1-1, Mussomeli Libertas 2010 sospesa, Accademia Empedoclina Real Biscari rinviata, Sporting Club Racalbuto Sciacca 1-0. In classifica il Ribera ha riposato, quindi rimane fermo a 44 punti, ma il Mussumeli non ne ha approfittato perché la partita è stata sospesa. Guardiamo la classifica al completo di questa sesta giornata di ritorno. Ribera 54, 44 punti, Mussomeli 36, Libertas 2010 32, Sporting Club Racalmuto 30, Sciacca 29, Canicattì 27, Comiso 26 punti, Aragona 23, Jobbing Santa Croce 20, USA Sport 19 punti, Atletico Gela 19, Accademia Empedoclina 17, Real Biscari 9, chiude la classifica Aquila San Michelese con 7 punti. Classifica che abbiamo detto vede in vetta questa Ribera 1954. Che dire, ormai sembra una ripetizione settimanale sul commento del girone D.
Sì, poco da dire anche perché è stato proprio il girone più tartassato dal maltempo, già che il girone D è quello dove si gioca una partita in meno perché le squadre ritirate sono 2. Sì. Quindi quest'oggi soltanto 3 partite sono state giocate, 2 sono finite in parità. Nella terza vittoria molto importante del Comiso che a questo punto ha raggiunto una posizione di classifica molto tranquilla che magari gli permette di sognare a questo punto giocando con tranquillità una posizione playoff. Una breve parentesi sulla parte alta della classifica, col Ribera che riposava, oggi si sarebbero dovuti affrontare seconda contro terza e quarta contro quinta. Non è stato possibile. Non è stato possibile. Il commento finale lo diamo anche a questo girone D insieme a Nino. Allora, in questo girone, insomma, io credo che Ribera per blasone, per qualità tecnica, credo che abbia già quasi vinto abbondantemente questo girone, no? Oddio, nel calcio dare per scontato non è mai però sembra abbastanza le differenze avviata. Tecniche Naturalmente sono è abbastanza considerevoli. avviata la vittoria del campionato. Quindi vedi strabene il in questo Ribera. girone sì, non è una lotta come nel girone C. Mentre Sciacca sta cercando insomma di ritornare nel calcio che conta. Sciacca, un'altra bellissima piazza. Lo dico perché giustamente conosci bene anche la realtà di Sciacca. Appunto, e quindi vengono tanti ricordi indubbiamente. Ma io mi auguro perché Sciacca, ripeto, ha degli ottimi trascorsi calcistici, ottimi giocatori, ha avuto ottimi allenatori, quindi mi auguro appunto che proseguino magari il prossimo anno perché il Ribera indubbiamente è solo questione di settimane. Senz'altro indubbiamente merita la promozione. Di ritornare indubbiamente nel campionato che le compete. Bene, abbiamo chiuso con il campionato di promozione, salutiamo Ciccio Lametta che rivedremo la settimana prossima. Sperando ci sia bel tempo. Sicuramente, mica bisogna insomma sperare che sia brutto tempo. No, nei campi dico, così magari commentiamo tutte le partite. Certo. Con noi rimane Nino Mirabito, invece salutiamo e congediamo mister Turi Di Stefano che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza, per la sua presenza anche dal punto di vista tecnico del nostro programma. Beh, cerchiamo di dare un po' di esperienza in un certo senso. Ma ci sono i giovani qua. Ma ti manca il calcio, quello giocato in campo? Cioè, ti manca la terra del campo? Indubbiamente mi manca ormai alla mia età, però io ho smesso, tu lo sai, l'ultimo campionato con Mascalucia, il record ne abbiamo lo dico sempre perché gli allenatori che poi dopo passano... Io ne vado a ridere quando dici devo smettere, poi tu sei coinvolto. Quindi chiaramente ma io devo fare altre cose. Devo fare altre cose, sempre nell'ambito sportivo, tu lo sai, a livello di osservatore, di ragazzi, eccetera, eccetera. E quindi se qualche società mi chiama come direttore sportivo, devo dare dei consigli per quello che... E l'esperienza non manca, quindi mai dire mai. Ti ringraziamo e ti altri. Auguriamo chiaramente buon proseguo con te. l'avventura calcistica, non soltanto del calcio dilettantistico. Promesso che tutte e tre andiamo a vedere la partita. Assolutamente, sarà una partita da non perdere, quindi ci mancherebbe, saremo presentissimi. Grazie a Turi Di Stefano, abbiamo già salutato Ciccio Lametta e dobbiamo lanciare la pubblicità. Restate ancora con noi. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica sera in diretta su Sesta Rete, canale 215 a partire dalle ore 19:30, la replica alle 23 della stessa giornata della domenica e poi in replica anche domani mattina alle 8:30 di lunedì. Insomma, l'appuntamento che vi dà modo di conoscere i risultati, le classifiche, ma soprattutto i commenti legati al mondo dilettantistico calcistico siciliano. Impostazione tecnica, adesso abbiamo Antonio Borzigli. Buonasera a te Antonio. Buonasera a tutti, benvenuti nella prima categoria. Benvenuti nella prima categoria, perché infatti adesso parliamo di prima categoria, lo facciamo subito con i gironi che trattiamo soltanto con uno sguardo tecnico insieme ad Antonio, poi dopo 4 gironi del campionato di prima categoria saranno visualizzati attraverso le schermate e quindi con un dettaglio ancora più importante. A te la parola. Come ogni settimana facciamo un flash sul girone B, il girone C, il girone D e il girone A.
H. Nel girone B purtroppo il tempo l'ha fatta da padrone, sia la prima che la seconda non hanno potuto giocare, quindi il Casteltermini si conferma con 3 punti di vantaggio nei confronti del Prizzi. In zona playoff vincono tutte le altre squadre, quindi la classifica diciamo non si muove. Nel girone C invece possiamo vedere che non c'è stato nessun rinvio, è stato quasi un miracolo questa settimana, vincono sia la prima che la seconda, quindi sia la Stefanese che il Città di Mistretta, viene fermato il Campo Felice contro il San Basilio, ma dobbiamo dire purtroppo che nella zona retrocessione è quasi condannato il Longi perché perde contro la penultima, quindi ormai i punti di stacco sono troppo ampi. Nel girone D invece diciamo che è il girone più combattuto anche di quelli che vedremo dopo, perché a pari punti ci sono ben 3 squadre, sempre a 38 punti, e sono l'Iniziativa, il Merì e il Promende. In questo girone ci sono stati dei big match, infatti il Promende ha vinto contro il Barcellona Pozzo di Gotto, una squadra che lotta nella zona playoff, allo stesso modo l'Iniziativa vince contro il Bastione del Mela 3-2, altra squadra che lottava in zona playoff. Girone H, ormai il girone del Gela, stravinto, una squadra ormai. che non si sa cosa ci faccia in prima categoria, Infatti. però continuerà un po' la stessa situazione del Trecastagni, anche se il Trecastagni sta un po' Sta barcollando e zoppicando un po' vedremo, ultimamente. vedremo dopo. Da sottolineare anche che in zona playout invece vincono ci sono 3 squadre a pari punti che sono il Nuccio, il Castel di Utica e Radusa, tutte e 3 a 13 punti. Bene, adesso andiamo sul dettaglio con i gironi che noi di penalty seguiamo a 360 gradi, subito i risultati della sesta giornata di ritorno, parliamo del girone A appunto di prima categoria. Don Urione, Bagheria 2-1, Equip Comprensorio Palermo, Bolognetta 3-2, Campobello, Ezio Roma 2-0, Borgata Terrenove, Iatina Pro Monreale 5-2, Città di Castaldaccia, Partini Caudace 1-1, Bonagia Sant'Andrea, Sparta Palermo, rinviata. In classifica la Borgata Terenove continua a vincere e continua ad essere leader indiscussa, adesso sono 10 punti di distacco rispetto alla seconda in classifica che comunque guardiamo nel dettaglio insieme a Giulia. Borgata Terrenove 44 punti, Partini Caudace 34, Equip Comprensorio Palermo 33, Città di Casteldaccia 28, Bagheria e Città Isole delle Femmine 26 punti, Iatina Pro Monreale 22, Bolognetta 21, Don Orione 19, Sparta Palermo 18, Campobello e Ezio Roma 16 punti, chiude la classifica Bonagia Sant'Andrea con 10 punti. Partini Caudace che pareggiando insomma purtroppo si allontana sempre di più dalla Borgata Terenove. Il commento di Antonio. Diciamo che la capolista in questo caso se ne va, 10 La punti di capolista se ne va. e se ne va la capolista, se ne va. Diciamo che è una squadra del Borgata Terenove che vanta fra le sue file il nome di un certo peso, siamo con nomi Cicerbini, Barraco, nomi che hanno fatto comunque categorie superiori e che riescono a dare anche quell'esperienza che in prima categoria spesso è necessaria, soprattutto quando si gioca in trasferta. In questa giornata abbiamo visto questo pareggio che ha fatto allontanare la capolista e soprattutto da attenzionare in questo girone la zona play-out. È una zona abbastanza complicata anche perché per esempio il Monreale potrebbe essere risucchiato nella lotta per la salvezza. Non è stata giocata la partita fondamentale della zona play-out che era quella fra il Bonagia e lo Sparta Palermo, è stata rinviata, col Bonagia ultimo che riusciva in questo modo, era l'ultima spiaggia in un certo senso, se vince riesce ancora a sperare. Insomma ancora è apertissima soprattutto nella zona bassa. Volevo vedere un attimo di nuovo cortesemente la classifica di questo girone A perché volevo fare una battuta con Nino Milabito. Allora Borgata Terenove se ne va. Beh, credo ci sia poco da aggiungere, a 8 giornate dalla fine, 10 punti di vantaggio mi sembrano più che confortevoli. Il famoso discorso riguardante le province, la provincia di Trapani, no? Che usufruisce di questa grande voglia di positività del Trapani. Senz'altro, ondata della prima squadra. Anche se il Partinico ha una vecchia tradizione. Sì, più che altro nelle zone del Palermitano non conosco benissimo il campionato, ma senz'altro il nome del Partinico non è sconosciuto. Beh, ha fatto anche l'interregionale un paio di anni Esatto. fa, quindi vabbè, c'è sempre la lotteria dei playoff che comunque potrà dare modo alla squadra palermitana del Partinico di rientrare verso campionati anche che più gli competono. E adesso passiamo subito all'altro girone di prima categoria, subito i risultati, parliamo del girone E. Robur Aci Sant'Antonio, rinviata. Città di Aci Catena, Calatabbiano 3-2. Aci Bonaccorsi, Ionica Football Club
3-2. Milo Lineri Mister Bianco 5-1. Russo Sebastiano Real Santa Venerina 1-0. Messina Sud Sporting Club Giardini 1-0. Desport Gaggi Trecastagni 3-2. Per la seconda settimana consecutiva il Calatabbiano non approfitta di questa pausa, forse di riflessione del Trecastagni, che addirittura perde a Gaggi. Classifica comunque ancora sempre molto interessante e la guardiamo insieme a Giulia. Trecastagni 47 punti, Calatabbiano 40, Milo 34, Aci Sant'Antonio 33, Città di Acicatena Russo Sebastiano 28 punti, Aci Bonaccorsi 27, Robur, Ionica, Robur e Desport 24 punti, Le Real Santa Venerina 16, Messina Sud 14, Sporting Club Giardini, Lineri Mister Bianco 9 punti. Allora sottolineiamo che forse qualcosa sta succedendo al Trecastagni, perché? Perché da qualche settimana o si stanno un po' riposando perché hanno corso tantissimo nella prima parte del campionato, o forse evidentemente gli inseguitori sperano ancora in un aggancio. Antonio, non so se sei d'accordo su questa... Io sono d'accordo da questo punto di vista, perché il Trecastagni sembrava un giocattolo perfetto, invece qualcosa sembra che si sia un Anche po' se il Calatabbiano non ne inceppato. approfitta. Non vorrei che abbiamo portato noi sfortuna al Calatabbiano, sono venuti qua ospiti e poi dopodiché si sono fermati. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Lo dico per Nino dopo, Ci mancherebbe. io me ne lavo le mani. In generale comunque la cosa interessante di questo girone è che in questo girone non ci sarà mai una partita in cui una squadra può, fra virgolette, regalare punti all'altra. Perché la differenza fra la zona playoff e la zona playout è minima, bastano 3 punti per essere risucchiati nella zona playout o 3 punti per sperare di partecipare alla zona playoff. Da questo punto di vista infatti il Calatabbiano forse si sta adagiando, perché ha 6 punti di vantaggio nei confronti della terza, che è il Milo, e risulta quasi impossibile ormai agganciare il Trecastagni. Però bisogna sempre vedere in prima categoria, proprio per quello che abbiamo detto prima, se il Trecastagni va a giocare un campo salvezza molto importante potrebbe anche perdere. Certo. Il fattore campo in prima categoria è fondamentale. Indubbiamente, anche se poi dopo nella posizione dei playoff bisogna anche stare attenti, perché poi si rischia di incontrare squadre blasonate come ad esempio l'Aci Sant'Antonio, che può essere una mina vagante soprattutto nei playoff. Nino? Per la lotta a promozione diretta, senz'altro sono d'accordo più o meno col discorso fatto da Antonio. Facciamo rivedere cortesemente un attimo la classifica del girone. Ma credo obiettivamente che quello del Trecastagni sia un passo falso, ma non abbia assolutamente dei problemi nella vittoria finale, perché è la squadra più attrezzata. Eccola qua la classifica. Per quel che riguarda la lotta ai playoff, sinceramente non darei all'Aci Sant'Antonio il ruolo di mina vagante, perché io la reputo una squadra abbastanza attrezzata. Non nel senso che poi dopo se la si incontra nei sicuramente playoff, a me non stupirebbe affatto. È una squadra forte per i playoff. Per me è una squadra, dopo il Trecastagni, è la squadra più attrezzata del girone. Non me ne vogliano vogliano il Mino e il Calatabbiano. Certo, ma dico, chi li incontra nei playoff sicuramente sarà la squadra più difficile da affrontare. Però ad esempio, se posso, la partita che è stata rinviata, che è quella contro la Robur, potrebbe essere sulla carta una partita facile per la Aci Sant'Antonio, ma andando a giocare in casa della Robur, che ha necessità della vittoria per levarsi dalla zona salvezza, per stare tranquilla, è una partita sempre difficile. Cioè la Aci Sant'Antonio se la deve giocare, se la deve giocare forte. Certo. Proseguiamo, adesso parliamo del girone F, chiaramente sempre di prima categoria, sesta giornata di ritorno, questi i risultati. Città di Maletto, Belpasso 2-1. Città di Catania, Ciclope Bronte 2-1. Città di Randazzo, Città di Mascalucia 5-1. NBI Mister Bianco, Città di Valverde 1-4. Tremestieri Etneo, Real Adrano 3-1. Gravina San Paolo, Real Città di Paternò, sospesa. Cometa Calcio Biancavilla, San Giovanni La Punta 3-2. E ancora una volta un girone molto intenso, quello F di prima categoria. Ancora una volta le 3 squadre di testa hanno vinto. Sarà veramente durissima questa situazione legata appunto alla girone F, perché tutte e 3 le squadre sono secondo me super attrezzate. Parliamo chiaramente del Città di Catania, del Città di Valverde e anche del Città di Randazzo. Tra poco parleremo anche con il capitano del Città di Catania, ma guardiamo la classifica e poi la commenteremo anche insieme ad Antonio Borzì. Città di Valverde 44 punti,
Città di Randazzo 43, Città di Catania 42, Real Città di Paternò 34, NBI Mister Bianco 28, Città di Mascalucia 27 punti, Città di Maletto 26, Ciclope Bronte 23, San Giovanni La Punta 21, Gravina Calcio 20, Belpasso 17, Cometa Biancavilla 14, Tremestieri Etneo 13, chiude la classifica Real Adrano con 8 punti. Antonio, io ho detto bene, secondo me sino all'ultimo sarà una dura battaglia per vincere questo girone. È un girone dove bisognerebbe vedere ogni partita, sarebbe bello andare a vedere ogni partita delle capoliste perché se le daranno di santa ragione. Volevo partire dal basso perché in questo girone purtroppo sembra quasi condannato il Real Adrano che ha perso oggi l'ultima possibilità, era contro il Tremestieri Etneo che era la penultima in classifica. Approfitto della presenza di Nino, il sinistro migliore della prima categoria. E lui di parte, no, lui è di parte, ci conosciamo da anni. Sì, sì, lo so che vi Ho avuto la sfortuna di averlo come Ma cos'è, una battuta oppure un complimento? Non lo so, di tanto in tanto faceva pallonetti. Ho capito. Bene, bene. Ne approfitto per fargli una domanda. Sì. Ovviamente lui è di parte, però glielo chiedo. Fra le tre squadre in testa, qual è la squadra migliore? Bella domanda gli hai fatto. Guarda, ti rispondo sinceramente senza essere retorico. No, davvero non riuscirei a darti una favorita, perché se è vero che il Città di Randazzo ha un paese tra virgolette alle spalle che Sì. in questi campionati è fondamentale, Certo. è anche vero che Città di Valverde e Città di Catania annoverano giocatori che comunque l'anno scorso hanno vinto campionato di promozione. Sì. Quindi obiettivamente il livello tecnico è abbastanza alto del girone. Davvero Forse leggermente il Valverde, senza nulla togliere né al Città di Catania Ci né mancherebbe. chiaramente alla città di Cioè, Valverde è Randazzo. una squadra costruita sicuramente per vincere il campionato. È anche vero che poi negli scontri diretti abbiamo fatto più punti noi che Sì, loro. è vero. Però come ti dicevo prima, il calcio appunto non è una scienza esatta. È e ce la bella però giochiamo questa fino alla fine. atmosfera, no? Perché sino all'ultimo, insomma, si gioca per vincere. Bella per questo noi, girone. non per loro. Beh, certo. No, ma invece ti dirò, secondo me queste tre squadre fanno bene al calcio, perché è la dimostrazione di come con un minimo di organizzazione, anche in categorie tra virgolette inferiori, riesce a fare bene e rendere lo sport un po' più gradevole. Ma il presidente lo vuole vincere questo campionato? Salutiamo il presidente Il Pinazzo. presidente Pinazzo ci tiene abbastanza a vincere il campionato. So che ci segue, lo salutiamo, speriamo di averlo ospite anche in trasmissione. Salutiamo anche Ciccio Zuccaro, con la quale insomma abbiamo vissuto delle bellissime esperienze calcistiche. Ma chi lo può perdere questo girone? Sicuramente andrò controcorrente con quelli che sono solitamente detti calcistici che col cuore si vince. Secondo me chi perderà meno la testa da qua a fine campionato riuscirà. Quindi bisogna stare molto attenti. È un sino campionato che all'ultimo. si gioca col cuore ma anche con la testa. Io vorrei fare l'ultima battuta Sì. per chiudere. Secondo me saranno fondamentali non tanto gli scontri diretti, eccetera, che ovviamente avranno il loro peso, ma ci sono tre squadre che decidono il girone: Mister Bianco, Mascalucia e Maletto. Queste tre squadre sono ancora in lotta per i playoff e se venderanno cara la pelle potranno far perdere punti alle tre squadre prime. Sono pienamente d'accordo e mi sento di aggiungere anche qualche altra squadra. Città di Mascalucia. Sì, quello senz'altro, ma anche qualche altra squadra che sta lottando Per non esempio fare oggi il playoff. Bronte vi ha Oggi dato il Fronte vi ha fiato. dato Onore al Bronte che si è giocato la partita come dovrebbe essere la tutte le squadra settimane. di Ignazio Orefice, non perché lo conosco, è sempre stata una squadra dura a morire, Ma vedi, lottano su anche tutte oggi le il Bronte balle. stesso aveva giocatori del calibro di Gianluca Catania. Certo, in Parliamo di Bresciano. 100 presenze in Serie C. Sì, Non è indubbiamente. Bene, e adesso chiudiamo la parentesi del campionato di prima categoria, lo facciamo con l'ultimo girone che trattiamo, parliamo del girone G, sesta giornata di ritorno, i risultati. Megara Augusta, Floridia 4-0, New Team Ragusa, Città di Augusta 1-2, Atletico Scicli, Atletico Militello 1-1, Città di Canicattini, Frigentini 2-4, Ellenica, Carlentini 3-3, New Pozzallo, Marina di Ragusa 0-1, Sporting Eubea Belvedere 1-0. È successo l'imprevedibile, no? Che il Belvedere perde e vince il Marina di Ragusa che finalmente sorpassa la squadra siracusana. Insomma, anche in questo girone credo che vivremo sino all'ultimo molta tensione.
sempre nell'ambito sportivo, ci mancherebbe. Guardiamo la classifica al completo. Marina di Ragusa 43 punti, Belvedere 42, New Pozzallo 38, Megara Augusta 35, Sporting Eubea 34, Floridia 33 punti, Città di Canicattini 27, New Team Ragusa 24, Carlentini 19, Atletico Militello 18, Atletico Scicli 17, Frigintini 15, Città di Augusta 14 e Ellenica 14 punti. Una vittoria che non ti aspetti del Marina di Ragusa, addirittura uno scontro importante contro il New Pozzallo, vittoria che poi permette alla squadra ragusana di volare al primo posto, una domenica coi fiocchi per la squadra. Anche perché il New Pozzallo era in grandissima forma, ha fatto vittoria molto rotonda nelle settimane precedenti. Quello che non ti aspetti è Belvedere, che va a perdere contro lo Sporting Eubea. Anche in questo caso però fondamentale quello che dicevo prima, Nino, è una squadra che sta lottando per i playoff, non lascia scampo. In questo caso però, in questo girone, vedendo la classifica, c'è il Canicattini e il New Team Ragusa che hanno ben poco da chiedere, quindi potrebbero essere dei campi anche in questo caso un po' decisivi nella lotta per vincere il girone. Se la giocheranno fino alla fine Ragusa e Belvedere. In zona play-out il tutto è incerto, abbiamo due squadre a 14 punti, quindi Città di Augusta e Ellenica che lottano per non retrocedere. La squadra che sta tentando di emergere è il Carlentini a 19. E la domanda la facciamo a Nino, sarà sicuramente, come ha detto bene Antonio, sino all'ultimo un duello tra Ragusa e Belvedere. Adesso forse con questa sconfitta il New Pozzallo forse probabilmente ha abdicato per cercare di vincerlo questo girone. Beh, io se fossi nei panni di un giocatore del New Pozzallo e vedo ancora la possibilità di arrivare in testa, difficilmente mollerei la presa. Anche se insomma il Marina di Ragusa da più parti si dice che sia molto attrezzato per sì, questo. il Marina di Ragusa è abbastanza attrezzato, ma anche il Belvedere è un gruppo che giocano insieme, anche la passata stagione hanno giocato insieme. Sono stati in vetta fino alla scorsa settimana. Hanno detto bene, quindi non è un caso neanche questo. Comunque vedi il Belvedere o più il Ragusa? Io sinceramente vedo, non conosco bene il Marina, però so che il Belvedere mantiene lo stesso gruppo già da qualche anno. E questo fa tanto. E questo fa tanto in una vittoria finale. Indubbiamente. Bene, abbiamo quindi chiuso la parentesi dedicata al campionato di prima categoria. Salutiamo e ringraziamo Antonio Borzi, come al solito sempre presente, celere e dettagliato nel raccontare questo campionato che ogni domenica insomma regala tante emozioni e sorprese. È sempre una categoria particolare, arrivederci a tutti. Benissimo, grazie ad Antonio, ci dobbiamo fermare, tra poco la bella solita finestra dedicata al calcio a 5 insieme ad Alessio Patti, abbiamo la pubblicità. A tra poco. Prossimamente qualcosa che sconvolgerà il mondo del calcio dilettantistico siciliano, molto presto ne saprete di più, direttamente qui da questa trasmissione Penalty che vi ricordo vi accompagna ogni domenica sera a partire dalle 19:30 con i risultati, le classifiche, i commenti tecnici e non solo dei campionati dilettantistici siciliani. Adesso, come ho già anticipato, abbiamo la parentesi dedicata al calcio a 5, al futsal, abbiamo aperto da quest'anno questa bella finestra dedicata al calcio a 5, devo dire che ha riscosso tantissimo successo perché ancora una volta anche in questa occasione siamo diventati un piccolo riferimento anche per chi pratica questo sport che è molto vicino al calcio ma non è il calcio. E allora a tal proposito subito salutiamo in postazione tecnica Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore e una buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sei contento di questo grande successo che ha avuto questa rubrica? Devo essere sincero, non me l'aspettavo. Non te l'aspettavi? Però è anche vero che analogamente al calcio siamo un piccolo punto di riferimento e come tale veniamo seguiti. Tra l'altro sottolineiamo una cosa importantissima, che se volete rivedere tutte le puntate di Penalty sin qui trasmesse basta andare nella pagina Facebook di Penalty, appunto lì avrete modo di vedere insomma tutte le belle puntate che abbiamo trasmesso da Sesta Rete e poi se volete potete anche lasciare un vostro commento. A questo punto subito i risultati di questa 21esima giornata del campionato di Serie C di calcio a 5, il campionato che più seguiamo appunto quello legato alla Serie C perché è un girone prettamente siciliano.
Ennese, Città di Leonforte 0-1. Futsal Peloro, Azzurri Futsal Palermo 4-7. Juventus Gaetano Scirea, Futsal Catania 5-2. MM Futsal Club, Arbor Sporting Club 3-1. Mascalucia Arcobaleno Ispica 6-3. Mabbonat Dilettantistica Regalbuto 1-1. Nissa Futsal Virtus Termini 5-3. Progela Rea Calcio 5-3. È successo di tutto in questa giornata del calcio al 5, addirittura che la prima in classifica perde e viene raggiunta da una Nissa che invece batte in casa il Virtus Termini. Guardiamo la classifica al completo. Arbor Sporting Club Nissa Futsal 45 punti. Arcobaleno Ispica 44. Azzurri Futsal Palermo 43. Progela MM Futsal 42 punti. Juventus Gaetano Scirea 34. Dilettantistica Regalbuto 33. Città di Leonforte 32. Mascalucia 29. Ennese 22. Futsal Peloro Messina Mabbonat 21 punti. Virtus Termini 12. Real Calcio 8. Chiude la classifica Futsal Catania con 6 punti. È stata una giornata importante anche perché soprattutto una squadra catanese, il Mascalucia 5, riesce a battere la prima in classifica e quindi onore e un plauso particolare va a mister Uberto Previti che ha con questa grandissima prova un po' rimesso in ordine la classifica del Mascalucia. Ma guardiamo il tutto grazie al commento di Alessio. Sì Ettore, oggi gli occhi erano tutti, i riflettori erano tutti puntati sui campi MM dove l'MM ospitava la capolista Arbor. Avevamo parlato di un MM che aveva ritrovato Ficili, un giocatore che ha dato tantissimo alla Serie C1, ebbene Ficili oggi ha segnato, l'MM ha vinto e l'Arbor ha perso il primato, o meglio lo condivide con una Nissa che invece si riprende in casa contro la Virtus Termini con 5 marcatori diversi, liquida la squadra che al momento staziona al terzultimo posto in classifica e si riprende la vetta, seppur in concomitanza sempre con l'Arbor. Sorride il Mascalucia come hai già preannunciato, una grandissima partita, 6-3 contro l'Arcobaleno Ispica, ringraziano le due capoliste, il Mascalucia ottiene 3 punti fondamentali per staccare ancora di più Ennese e Peloro e Mabbonat che perdono, ora vedremo più nel dettaglio la situazione. Appunto il Palermo, l'Azzurri Futsal Palermo si porta a -2 dalla vetta, doppiette di Torcivia e di Terranova nel campo della Futsal Peloro che come già detto perde un'altra occasione. Di certo non sono queste le partite da vincere, però è anche vero che la Futsal Peloro è già in serie negativa da tanto tempo e vuoi o non vuoi, qualsiasi avversario ci si trovi di fronte, i punti devono necessariamente arrivare. Lo stesso discorso vale per l'Ennese che tra le mura amiche cede ad un Leonforte che insegue ancora un sogno playoff che comunque rimane lontano. Proprio in ottica playoff vorrei spendere 2 parole per la Juventus Gaetano Scirea. La squadra palermitana vince 5-2, doppietta per il capocannoniere Dorio. Questa squadra ha 8 punti di distacco dai playoff. Ma ci crede? Ci crede Ettore, e c'è stato un periodo in cui sono mancati 4 quinti della formazione titolare alla squadra palermitana. Ed è proprio questo periodo che ha condannato la Juventus Gaetano Scirea, che ad un certo punto doveva guardarsi addirittura dalle zone calde della classifica. Per chiudere a questo punto questa vittoria della squadra nissena che è balzata in vetta può essere anche di buon auspicio per il proseguo? Insomma, questa vittoria caricherà ancora di più l'ambiente? Sicuramente, il marasma dei primi 6 posti in classifica è singolare, non lo troviamo in tanti campionati. L'ambiente è carico, specie in ottica della prossima settimana, dove la squadra bianconera andrà a far visita all'Azzurri Palermo. C'è anche un altro scontro diretto, Arbor Ispica, è un campionato Ettore incredibile. È vero, quindi già dalla prossima settimana cominceremo ancora di più a capire questa classifica finale, no?
Sicuramente. Invece in ottica play-out già il capitolo potrebbe cominciare a chiudersi la prossima settimana. Il Mascalucia fa visita a Regalbuto, in caso di conseguimento dei 3 punti e di risultati negativi delle varie Ennese, Peloro e Mabonat, potrebbe cominciare a delinearsi a questo punto la bagarre salvezza, potrebbe trovare una risoluzione definitiva. Benissimo, a questo punto ti salutiamo, ti ringraziamo perché come al solito sei stato chiarissimo nel raccontare. Voglio dare una chicca, voglio rimandare i nostri telespettatori ad Eurosport perché si stanno giocando in questo periodo gli europei di calcio a 5. È giusto. L'Italia alle 21, alle 20:45 o alle 21 non ricordo bene, si giocava la propria qualificazione contro l'Azerbaigian, quindi dopo che Penalty vi avrà salutato andate da Eurosport. Perché seguire il calcio a 5 fa sempre bene, Esatto. è sempre spettacolare a questi livelli. Sì, assolutamente. Bene, grazie ad Alessio che rivedremo la prossima settimana. L'ultima battuta naturalmente la facciamo con il nostro ospite che è rimasto qui con noi sino alla fine, ovvero Nino Mirabito, capitano del Città di Catania. Con lui chiudiamo dicendo che la società si è organizzata per vincerlo questo girone, credo che voi siete attrezzati, avete un allenatore giovane in gamba che vi sta portando e vi sta guidando con una mano molto chiara. Cosa potrebbe succedere da qui alla fine? Che lo potete perdere solo voi il campionato? No, guarda, questo mi sembra un po' riduttivo perché ovviamente non è legato solamente ai nostri risultati. Sì. Fortunatamente, e spero che sia così, che le 3 squadre arriveranno fino in fondo e poi obiettivamente chi vincerà sarà orgoglioso perché aver vinto un campionato così competitivo è veramente gratificante, ma le altre due non sarà un fallimento per le altre due, mi sento di dire. La stessa domanda che ho fatto anche agli altri che sono venuti in studio, parlo del Città di Valverde e anche della Città di Randazzo che so che sono molto attrezzati, ma a questo punto voi siete pronti per affrontare anche il campionato di promozione il prossimo anno? Cioè la società è pronta dal punto di vista mentale ed organizzativo? Guarda, la società è abbastanza nuova. Ti dico che i ragazzi, l'80-90% dei ragazzi è abituato anche a fare altri tipi di campionati. Quindi insomma non ci dovrebbero essere problemi. Non ci sono problemi. assolutamente dubbi. La società è abbastanza nuova, però si è mossa abbastanza bene quest'anno, quindi me lo auguro. Benissimo, allora noi ti auguriamo il buon proseguo e un in bocca al lupo non soltanto a te ma a tutta la squadra. Naturalmente, grazie molto. Grazie a Nino Mirabito, Città di Catania, ospite oggi nella nostra trasmissione. Abbiamo chiuso, abbiamo già salutato Alessio, devo a questo punto soltanto salutare la qui presente splendida Giulia Bonaccorsi che oggi da sola insomma ha condotto insieme a me la trasmissione perché la scorsa settimana è stata assente per febbre, adesso c'è Federica invece a casa malata con la febbre che salutiamo, anche a lei auguriamo la pronta guarigione. L'importante è che non manca nessuna delle due. Beh, ci mancherebbe. Siamo rovinati. Senza le penaltine siamo sempre rovinati. Esatto. La prossima settimana torneremo cariche entrambe. Benissimo, perfetto. Grazie a Giulia Bonaccorsi, io vi saluto, vi auguro il buon proseguo con Sesta Rete e vi ricordo che questa trasmissione la potrete seguire anche in replica questa sera a partire dalle 23 e poi in replica domani mattina, lunedì a partire dalle 8:30. Arrivederci a tutti e appuntamento alla prossima settimana.